Fassa Telve. Finisce 0-0 il match ad alta quota tra Fassa e Telve. Il match è sempre combattuto. Chi va più vicino al gol per primo sono i locali con Zanoner, che calcia sul palo un bel cross, e Piccoli che sciupa successivamente. Il Telve pareggia il conto dei legni con Filippi, che superato Cincelli con un pallonetto viene fermato solo al palo. Il Fassa è comunque la compagine più vicina al vantaggio, ma molti errori dei singoli costano caro. Nonostante il bel gioco espresso nella partita, termina con un pareggio a reti bianche, 0-0 a Vigo di Fassa. Fiemme Calceranica. Vittoria esterna per i gialloverdi che riprendono la marcia. La partita è piuttosto noiosa per quasi tutta la prima frazione. La situazione viene sbloccata al 40° con un bel colpo di testa di Scartezzini. A inizio ripresa il bel gioco ospite continua a essere proposto e Scartezzini al 50° conclude una bella azione corale per la personale doppietta, bravi anche a punire un cattivo disimpegno della difesa. Il Fiemme cerca di alzare i ritmi, ma è tardi, finisce 0-2. Gardolo Civezzano. I gialloblu vengono bloccati in casa da un buon Civezzano. Gli ospiti partono meglio e più grintosi andando vicini al gol, mentre il Gardolo gioca in contropiede. Al 35° arriva però il vantaggio giallo-blu. Diagné viene atterrato in area dal dischetto segna la ratta. Poco dopo arriva Amici per i locali che colpisce la traversa. Gli ospiti non ci stanno, al 48° pareggiano prontamente con Casagrande. Il Gardolo a questo punto si porta avanti e rischia più volte il vantaggio prima di ottenerlo all'84° con Bazzoli. Un calo di concentrazione permette al 90° a Tommasi di pareggiare i conti. La Rovere Aquila Trento, vittoria di misura per la capolista roverei della Luna. La gerarchia in classifica si vede, con gli ospiti che giocano meglio chiudono nella metà campo avversaria i giocatori della Rovere, creando però un catenaccio difficile da scardinare e creando poche occasioni. Nella ripresa l'Aquila inserisce Diop e il pressing dà i suoi frutti. Al 60° Betty è lesto nell'insaccare un batti e ribatti. Con questo gol la partita si addormenta fino alla fine. Termina 0-1. Mattarello non Anases. Vittoria larga per il Mattarello. Iniziano bene i locali. Dopo 5 minuti di gioco i locali passano con un rigore dubbio di Francesco Pedrotti. La reazione d'orgoglio ospite non tarda, mettendo in difficoltà i locali e colpendo una traversa con Ciurletti. Nel secondo tempo Zilli cade in area ma non c'è rigore. Così il Mattarello raddoppia il 65° con Luca Pedrotti che la mette sul 2-0, concludendo un'ottima serie di passaggi. Poco dopo De Carli la mette nel 7 su punizione e tra gli applausi dei tifosi finisce 3-0. Vattaro Calisio, partita combattutissima che finisce 3-2. Nel primo tempo i locali sono bravi a giocare e segnano al quinto con Maestri. Il Calisio cerca una reazione, ma vengono puniti al 31° da Osl. Nella ripresa riparte forte il Vattaro, che al 50° segna ancora con Maestri. A partita chiusa e congelata inizia l'assedio griso-rosso. Al 66° e al 70° Ceccato e Pedrotti piazzano un 1-2 terribile, e sfiorando la rimonta. Il Calisio inserisce un altro attaccante, ma il portiere attento e non concede altre reti. Bella partita che finisce con una vittoria del Vattaro. Verla Dolomitica, convincente vittoria per i rossoverdi. Nel primo tempo il Verla dà subito molte occasioni, ma Pellegrini e altri sciupano. Gli ospiti allo scadere del primo tempo salvano un tiro sulla linea e mantengono il parziale 0-0. Nel secondo tempo ci prova con più decisione il Verla, che comunque non risulta efficace. I cambi scuotono la partita, infatti al 75° Rossi trova il vantaggio per gli ospiti. La reazione ospite non tarda, inizia un piccolo assedio, interrotto però dal raddoppio di Pellegrini nel recupero. Non c'è altro tempo, finisce 0-2.